TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario parlando di sanità. La farmacia dei servizi è il futuro, ma a Venezia è già realtà. Con Ames e la sua rete di farmacie comunali, la città diventa prototipo da esportare in tutto il paese. All'indomani dell'8ª edizione delle giornate nazionali delle farmacie comunali, che quest'anno si sono tenute proprio a Venezia, Pellestrina questa mattina ha presentato un nuovo progetto che fa dell'unica farmacia di Sestiere Scarpa un vero e proprio presidio sanitario territoriale a disposizione dei residenti. Ogni giovedì, infatti, è possibile effettuare anche esami diagnostici e visite specialistiche, elettrocardiogramma, holter cardiaco, holter prestorio, visita dermatologica e oculistica in telemedicina, evitando a chi abita nell'isola il viaggio verso Chioggia, il Lido o addirittura l'ospedale civile. E parlando ancora di sanità, 2 mesi di campagna vaccinale 2024-2025 è stato boom di vaccini anti-influenzali somministrati nelle farmacie del Veneto. Dopo 8 settimane dall'avvio della campagna partita lo scorso 7 ottobre, secondo il report della Regione del Veneto, al 2 dicembre 2024 le vaccinazioni in farmacia sono state 49.063, 43.210 esenti e 5.853 paganti. Nell'analogo periodo della campagna 2023-2024 il numero totale di vaccinazioni era stato pari a 32.646 somministrazioni. Quest'anno nello stesso arco temporale si è registrato quindi un incremento di più 16.417 vaccinazioni. Per quanto riguarda la vaccinazione anti-Covid, nelle 8 settimane di monitoraggio le vaccinazioni eseguite in farmacia sono state 11.419. Cambiamo argomento. Un Natale di musica, mercatini, Babbi Natale, piste di pattinaggio e tanto divertimento. Venezia e le isole Mestre e tutta la terraferma si addobbano a festa con migliaia di luci e installazioni luminose e diventano cornice di grandi eventi, show nei teatri e nelle piazze, riscaldando l'atmosfera natalizia. Continua il calendario di appuntamenti all'interno del palinsesto Un Natale da vivere, promosso dal Comune di Venezia e da Vela SpA con il sostegno di Camera di Commercio di Venezia Rovigo, consorzio di tutela della DOC Prosecco, di American Express e del gruppo ERA, che vede l'intero territorio coinvolto in iniziative e appuntamenti dedicati a tutte le fasce d'età. Tutti i dettagli e gli appuntamenti nel nostro sito notiziaplus.it. E parliamo di sport. Jesolo torna al centro del mondo del karate con la Venice Youth League, ospitata dal 4 all'8 dicembre in piazza Brescia presso le strutture del Palazzo del Turismo. Una competizione di calibro internazionale in cui oltre 4.000 giovani atleti suddivisi nelle varie categorie combattono e si esibiscono nelle forme dei kata. Quest'anno si è battuto il record di sempre di club iscritti, sono 921 da 81 nazioni. In tutto gli atleti iscritti sono 4.108, raggiunto praticamente il limite di capienza per quasi tutte le competizioni, guidati da 908 allenatori. A controllare l'andamento delle gare ben 122 arbitri. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.